Dall'ultima volta qui hanno tagliato tutti i rami. Hanno dato un po' di aria, hanno pulito un po' l'ambiente. Qui sta cedendo tutto il terreno, per quello c'è la staccionata. Ciao! Un altro, è il secondo che mi suona, secondo camionista che mi suona. E vabbè, pazienza. C'è chi si arrabbia, a me non me ne frega niente, cioè non fanno niente di male alla fine. Suonano e vabbè. A tratti fa anche caldo come la giacca la Dolce Vita. Sì, la Dolce Vita non è indicata per camminare, ma non ho altre maglie col collo un po' alto, simili Dolce Vita, insomma, magari in cotone, non ne ho. Ecco, quelle maglie mi mancano. Ce le ho, ma non col collo così, col collo un po' più alto. Ce le ho tutte normali. Comunque, sì, a tratti è anche caldo. Però forse sono esageratamente vestita, anche se rispetto al solito sono molto meno vestita. Ma volevo testare questa giacca. Allora, quale momento migliore che non è ancora caldissimo? Questa è utile anche da tenere nello zaino, magari d'estate. Vai a fare una camminata, ti ritrovi che so, cambia la temperatura. Questa, essendo un pochino felpata dentro, è perfetta. Vabbè, dai, solito posto. Ormai sono cresciuti tantissimo questi capelli, volevo tagliarli, ma non so, dovrò andare a farmeli tagliare questa volta per fare un taglio più decente. Io mi arrangio per quanto possibile, però a tutto c'è un limite. Ogni tanto bisogna farseli sistemare. Dietro di me c'è uno, sta praticamente togliendo tutto il pelo morto al cane. Probabilmente lo lascerà lì il pelo, così non deve buttarlo a casa. Cioè, non so, il mio ragionamento. Vabbè, cioè, farlo a casa almeno sto lavoro. Non sulla ferrovia, noi la chiamiamo ferrovia, perché qua passava il treno, sulla ciclabile, pedonale. Che bello tornare a vedere la casa pulita. Non hanno neanche fatto disordine. Sì, cioè... sì, forse hanno suonato il campanello perché qua c'è un po' di disordine. Tutto spostato. Sono appena tornata a casa. Alla fine ho fatto un po' di chilometri. Adesso vi dico anche. Devo sedermi da qualche parte. Qua. Guardate qua. Mi dispiace che ci sia il filo in mezzo, se no verrebbe bene anche un video qua, vero? La qualità non è delle migliori perché questa è la fotocamera frontale, però verrebbe bene un video. E ci sarebbe anche la luce naturale giusta. Dovrei registrarne 2 perché mi è arrivato un altro pacco. Allora, dunque la camminata di oggi, adesso io vi dico. Cosa c'è scritto? Sono scarica, sì, infatti. Mi dà che sono esaurita proprio. Lo so. Ne sono consapevole. Allora, 7 km e 23, 1 ora e 18. Ho fatto sia discese che salite. Oggi ho fatto un percorso abbastanza completo, ho fatto tutto il giro. Sono andata a Vodo di Cadore, sono tornata per la ciclabile. Poi sono scesa alla fine di Borca, sono andata giù Ponte Vecchio, ho fatto tutto un anello in sostanza e bene, sono molto soddisfatta di questa passeggiata. Vabbè, comunque continua a essere molto ventilato, brutto, non mi piace a me quando è così.
ho ancora mal di testa, non è cambiato assolutamente niente, con l'occhi e neanche passeggiando non mi è cambiato, probabilmente perché sono anche tanto stanca, proprio fisicamente, quindi mi fa mal di testa. Stavo notando che mezze puntine sono saltate, adesso le riattacco, cioè si sono staccate dal legno, sono ancora lì ma sono staccate, dico il brutto tempo che ha fatto. Vabbè, niente, dai. Comunque, anche oggi la mia passeggiata l'ho portata a casa, il mio sport, il mio movimento l'ho fatto. Adesso faccio merenda assolutamente perché ho bisogno. Che ora è? 16:18. Sì, sono stata poco. Perché poi io mi metto la musica, che devo scaricarmi della musica adatta a camminare a cioè a una certa velocità, perché non tutte le canzoni sono adatte. Io seguo il ritmo della musica e quindi con praticamente quasi tutte quelle che ho nel telefono non vado bene a camminare. Devo scaricarmi, ce ne sono alcune che potrebbero andare bene, perché non mi ricordo mai di farlo. Vabbè, comunque dai, alla fine ho avuto sia freddo che caldo con questa giacchina e con la dolce vita, quindi non lo so sinceramente, perché adesso è quella stagione via di mezzo che non sai come vestirti, no? Fa caldo ma fa freddo e quindi praticamente o ti vesti troppo, come nel mio caso, o ti vesti troppo poco e ti prendi qualcosa. Vero Pepe? Pepe? Cosa fai? Cosa stai facendo lì? Chi spiavi? Ah, ci sono anche le mosche, adesso iniziano a girare. Vabbè dai, vado a fare la merendina, mi cambio e vado in bagno e vediamo se riesco a registrare almeno un video. Non lo so, tanto non so neanche quando uscirà, forse a maggio. Beh, insomma, potrebbe essere un'idea avere già i video pronti. Vabbè dai, vado perché sono proprio sfinita, già ero stanca prima di camminare. Cosa c'è Pepe? Oppa, saluta. Oh mamma mia, come c'è Ciccio Bombo cannoniere qua, sei proprio un Ciccio Bombo. Queste code, le code dei gattini che sono sempre in mezzo. No, non fare le unghiette. Ecco, era pulita. Ho portato il regalo a mia mamma che... Ciao! Ciao bel patato! Ah, sei serio? Oh, che bello! Ho portato il regalo. Io e Franza abbiamo deciso di prendere la macchina per la pasta, cioè la nonna papera, diciamo, però è anche... Aspettate, devo aprirla da questa. Sia manuale che col motore. Semplicissima, non di quelle da 1000 miliardi di soldi. Ecco fatto. E bon. Sì, niente di così esagerato. Ho recuperato patate lesse e dei dolcetti che ha fatto, giusto da mangiare per il compleanno. Ecco, e li porto a Franza che va matto per quelle robe. E boh, adesso sono un bel po' in ritardo, ma è 19:39, che sei tardi. Vabbè, niente, basta. Non so perché ho aperto questo video, questo pezzo, non lo so. Ho già fatto la doccia, ho già lavato i capelli, li ho tirati su con una coda. Non riesco a fare ancora la coda vera perché comunque qua ce li ho corti, anzi questi qua io li vorrei tagliare proprio, però riesco a tirarli un po' su, e tirandoli su così mi tiro anche un po' qua perché ho le palpebre tanto cadenti, soprattutto in quest'ultimo periodo sono peggiorate tantissimo, però vabbè, gli anni passano. Allora, dunque, sono in fase cercando di capire cosa portare, cioè come andare via, nel senso, allora io ho messo il vestito, ho messo dei jeans
È sabato oggi ed è la giornata di partenza. Intanto non sono convinta, volevo prendermi degli occhiali diversi perché ho sempre sugli stessi, però non lo so, sono tanto chiari questi, non mi ci vedo per niente. Allora, e poi portarmi gli occhiali da sole, da vista, però non lo so. Mi fa strano vedermi con questi, sono abituata a vedere la montatura molto scura. Quindi non sono... Questa è la nuova camicia di Shein, fuori c'è caldissimo, quindi questa la dovrò togliere. Ho messo su semplicemente una canotta. Problema: questi pantaloni mi vanno benissimo in vita, di lunghezza sono perfetti, ma... cioè... non so se rendo l'idea, avanzano tutti qua. E con la canottiera sopra stanno malissimo, cioè si vede tantissimo sto bozzo. Solo che se io anche mettessi dentro la canottiera si vedrebbe comunque tutto sto avanzo di jeans. Che difficoltà. Cioè non so cosa fare, non so cosa fare. E quindi devo preparare il pranzo. L'unica cosa certa è quella, la mia valigia è già in macchina, quella di Franz l'ho tenuta fuori perché non si sa mai debba aggiungere qualcos'altro, e la mia invece è già a posto. E cos'altro devo dirvi? Niente, che non so se terrò questi occhiali. Ho un po' di fastidio agli occhi sinceramente perché sono abituata agli altri e questi mi infastidiscono un pochino gli occhi perché le lenti sono fatte diverse, non sono come le altre. Sono talmente abituata alle transitions adesso che tenere su questi che sono chiari e rimangono chiari è un po' un problema. Non lo so, questi sono chiaramente più stretti e forse sono quelli migliori sinceramente. Sono i meglio. I meglio. Ah sì, volevo chiudere. No, ma li lascio aperti gli scuri. No, non li chiudo neanche. Non serve.